I carabinieri della stazione di Comitini, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine e Natura, aiutati dai militari del nucleo operativo radiomobile di Agrigento, hanno scoperto in contrada Bataliscia a Comitini uno stabilimento industriale dolciario e abusivo in piena attività. Il titolare dell'azienda, dalle iniziali SC di anni 67, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, era anche collegato abusivamente alla presa elettrica pubblica. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Agrigento, che ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 3 volte alla settimana. Diverse le contestazioni mosse nei suoi confronti. Lo stabilimento, sviluppato su una grande superficie, era munito di celle frigorifere e forno industriale, benché iscritto nel registro delle imprese, era sconosciuto alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie. Gli addetti erano privi di autorizzazione igienico-sanitaria alla produzione di alimenti destinati al consumo umano e ne avevano una scaduta di validità ormai da tempo. Nelle 3 celle frigorifere dell'opificio erano contenuti prodotti alimentari non tracciati, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, prodotti alimentari scaduti con etichettatura non conforme o incompleta, ovvero inesatta, per un peso complessivo di oltre 3 tonnellate e mezzo pronti per la commercializzazione. Nel magazzino inoltre delle derrate da destinare alla preparazione degli alimenti, oltre a 4 tonnellate di riso, stivati prodotti alimentari scaduti per un peso complessivo di chilogrammi 131. Nonostante la mancanza delle autorizzazioni, l'azienda custodiva la documentazione della cospicua filiera di barre e pasticcerie rifornite. Per questi motivi il titolare infatti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per la violazione dell'articolo 515 del Codice Penale, frode nell'esercizio del commercio, e dell'articolo 516, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, per avere detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione. Lo stabilimento, con tutto il suo contenuto che fa parte degli alimenti già pronti per lo smeccio, ha un valore stimato di 35.000 euro ed è stato posto sotto sequestro. In corso la quantificazione delle sanzioni amministrative che verranno comminate dalle autorità competenti in materia sanitaria. I carabinieri hanno guardato a fondo, hanno scoperto altresì che lo stabilimento industriale si riforniva abusivamente di energia elettrica e, coadiuvati dal personale Enel, hanno scovato il complesso sistema di cavi interrati realizzato dal titolare dell'azienda per collegare il sito produttivo e l'annessa abitazione direttamente alla rete elettrica posta lungo la strada che attraversa la contrada. L'uomo quindi arrestato in flagranza per furto aggravato al termine dell'udienza per la convalida al GIP presso il Tribunale di Agrigento, si è visto applicare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione 3 volte alla settimana alla Polizia Giudiziaria. Le indagini proseguono al fine di identificare gli appartenenti alla filiera servita dallo stabilimento abusivo e recuperare il prodotto alimentare privo dei requisiti di sicurezza per il consumatore già distribuito. I carabinieri della compagnia di Canicattì, in particolare quelli della stazione di Comitini, in collaborazione con i militari del Centro Anticrimine e Natura di Agrigento, hanno scoperto uno stabilimento industriale dolciario completamente abusivo, uno stabilimento fantasma. Lo hanno trovato in una contrada di Comitini. All'interno di questo stabilimento c'erano 4 persone che lavoravano senza alcuna autorizzazione. Lo stabilimento è risultato privo di qualsiasi autorizzazione in materia sanitaria, in piena attività, già pronto per far fronte alle esigenze delle prossime festività. All'interno dello stabilimento sono stati sequestrati generi alimentari già pronti per il commercio, un quantitativo di circa 3 tonnellate e mezza, e oltre a 130 kg di generi alimentari pronti per essere manipolati per la produzione, questi completamente scaduti. Il titolare del centro di questo stabilimento è stato tratto in arresto in flagranza di reato, in quanto i carabinieri hanno scoperto che aveva interrato con un cavo elettrico il collegamento per rifornire direttamente lo stabilimento industriale con la rete elettrica pubblica che corre lungo la strada della contrada. A questa persona, all'indagato, è stata applicata la misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria. In questo momento siamo alla ricerca di quanti degli operatori commerciali che si rifornivano da questo stabilimento fantasma, uno stabilimento che, ripeto,
produceva generi alimentari per bar e pasticceria, dolce e salato in grande quantità. L'appello che lanciamo a questi operatori commerciali del territorio che si sono riforniti da questo stabilimento di restituire o almeno provvedere direttamente a distruggere, dandocene notizia, questi generi alimentari che sono stati comprati.